Io personalmente ho detto che è bene che da un punto di vista del metodo il Ministro abbia scelto per primo il Veneto per venire a dirci che un'autonomia è possibile partendo dall'applicazione di un articolo della Costituzione che guarda caso il centro-sinistra ha incardinato in Costituzione, che è il 116. Certo in una coesione che tenga assieme tutto lo Stato e che non voglia surrettiziamente dividerlo. Alla fine della riunione a porte chiuse in un albergo di Mestre, l'ottimismo sul futuro dell'autonomia prevale tra i parlamentari e i consiglieri regionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine del colloquio con Zaia e prima di trasferirsi in Emilia, il ministro Boccia li ha incontrati per fare il punto della situazione. Cosa vi ha detto e che cosa avete detto al ministro durante questo incontro? Di immediatamente portare a casa un'autonomia che il territorio, ma soprattutto i cittadini, chiedono con grandissima forza. Le risposte sono state ottime, infatti il Ministro ha parlato anche col Governatore Zaia, oltre che con noi, dicendo che la strada è sgombra e che entro brevissimi tempi finalmente riusciremo ad avere quell'autonomia che viene richiesta a grande voce. Un'autonomia che deve dare voce ai territori, sostengono con forza in Casa PD, mettendo mano anche alle province. In tutto questo processo qui non c'è solo il rapporto tra la regione e lo Stato, c'è il rapporto anche con le autonomie, perché il vero federalismo è il federalismo che giunge nei territori. Guai a trasformare la regione Veneto in una specie di neocentralismo regionale che attraverso magari delle agenzie regionali copia le brutte tesi dei ministeri. Che la strada intrapresa sia comunque quella giusta è un punto di convergenza dei due azionisti di maggioranza del governo Conte bis, perché, dicono i 5 Stelle, alcuni rilievi che avevano bloccato l'autonomia erano arrivati dai ministri leghisti Bussetti, Centinaio e Giorgetti. Prima avevamo un interlocutore che aveva tutto l'interesse a far saltare il banco della trattativa per poter cavalcare ancora la protesta. Oggi questo rischio non c'è più, stiamo andando sui contenuti spediti per arrivare a una cosa che i cittadini chiedono da tanto tempo e adesso meritano. È possibile parlare già di tempistiche? Noi vorremmo che per Natale